In seguito alle continue sollecitazioni rivolte al governo centrale da varie associazioni di categoria, il presidente dell'ARPA, dottore Carmelo Cantone, precisa che gli alberghi e bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, ma esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi, secondo le previsioni normative vigenti e sempre nel rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e della distanza interpersonale, evitando comunque di causare assembramenti negli spazi comuni o in prossimità degli accessi. Cantone comunica poi che la maggior parte delle strutture aderenti all'ABBA, pur non essendoci ancora precisi protocolli in merito, hanno già effettuato interventi di sanificazione delle proprie strutture. L'ABBA resta comunque a disposizione di tutti i B&B di Agrigento per chiarimenti, consulenze di ordine pratico, sanitario e legale. In seguito alle sollecitazioni che le varie associazioni di categoria, ABBA comprese, abbiamo fatto al governo nazionale, finalmente ieri è arrivata una risposta chiara e precisa. Le strutture praticamente ricettive extra alberghiera, al pari degli alberghi, possono riaprire i battenti, esclusivamente però per le persone autorizzate a spostarsi, quindi secondo le normative vigenti, quindi nel rispetto delle prescrizioni igieniche, sanitarie, rispettando la distanza interpersonale ed evitando comunque di provocare assembramenti all'interno del B&B stesso. Quindi è una prima notizia positiva che fa intravedere la luce, diciamo, al di fuori del tunnel. Quindi non, per essere più chiari, non apertura totale, ma apertura a tutte le persone autorizzate. Molte persone, e qui rinnovo la disponibilità dell'ABBA a qualsiasi consulenza legale, pratica, a tutti i B&B di Agrigento, molte persone ci chiedono come si deve comportare il gestore del B&B in merito al controllo della veridicità di queste dichiarazioni che ci può fare l'eventuale ospite. Noi non abbiamo nessun obbligo, l'obbligo di controllare se lo spostamento è avvenuto per motivi di lavoro spetta esclusivamente alle autorità di pubblica sicurezza. Quindi quando la persona arriva noi possiamo farla entrare tranquillamente, una persona che viene per lavoro, e quindi non controllare niente, non chiedere nessuna documentazione, nessuna cosa. Per quanto riguarda le prescrizioni, vigono, ripeto, quelle che ci sono in corso adesso, cioè la distanza interpersonale, cioè a dire mascherine, guanti, e poi un consiglio che diamo, in quanto già tutte le strutture dell'ABBA lo hanno già fatto, un consiglio che diamo è una particolare attenzione nella sanificazione degli ambienti. Restiamo comunque come ABBA a disposizione a tutte le strutture di Agrigento per qualsiasi tipo di consulenza. Che dire, una nota positiva che arriva, ripeto, che comincia a far vedere un pizzico di speranza. Buon lavoro a tutti.